Io sono Enzo Brunno, sono un collega di Giacomo, il medico veterinario. Niente, mi è molto interessato l'argomento perché parla di un ambiente particolare che a me sta particolarmente a cuore, sia da un punto di vista naturalistico, ma anche come operatore di sanità pubblica, come medico veterinario. Ricordo così che uno dei maggiori problemi che ebbero gli anglo-americani, vado un po' indietro nel tempo, quando sbarcarono nella provincia di Siracusa, nell'arrivare a Catania, era quello di attraversare le zone acquitrinose che andavano dal San Leonardo fino alle porte di Paternò praticamente. Tutta la zona, diciamo così, che noi adesso identifichiamo come territori di Sigona, Sigonella, i Pantani Gersari e quant'altro, erano tutte delle zone acquitrinose. Pantano d'Arci, zone che nell'immediato dopoguerra, devo dire grazie, che si dica all'opera di bonifica, furono recuperati all'agricoltura, dove ci sono avuti negli anni e persistono ancora degli importanti insediamenti produttivi agricoli. Ne faccio uno tanto per dire, per esempio l'azienda Ferrara, dove si è ritornati a coltivare il riso, ma nello specifico nella zona dei Pantani c'era la Scia, che era un'importante realtà economica che poi fece alla fine che ha fatto, non per motivi economici ma quando per motivi giudiziari. In quella zona ci sono, nella zona dei Pantani, anche delle aziende zootecniche, delle aziende agrumicole, che grazie ai terreni sottratti ai Pantani hanno costruito le loro realtà produttive, e io penso che se si dovesse ipotizzare di far invadere quei terreni dall'acqua, di ritornare al periodo, diciamo così, immediatamente post-bellico, bisognerebbe trovare anche una compensazione da un punto di vista economico per queste aziende, e questa è una cosa importante. L'altra considerazione, in ottica Guanetti, come diceva il mio amico Giacomo, che faccio è quella che la tropicalizzazione del clima sta portando sempre più all'aumento di alcune malattie da vettore, la dengue, la chikungunya, la febbre della West Nile, che sono delle malattie da vettore che stanno arrivando nel bacino mediterraneo e che hanno il loro habitat, praticamente delle zanzare, proprio negli ambienti acquitrinosi. Non ci dimentichiamo quale fu la seconda causa che portò alla bonifica delle nostre zone acquitrinose. Una fu quella economica di sottrarre o di acquisire terreni all'agricoltura, e l'altra, il motivo fu sanitario, fu la lotta biologica alla malaria. Ora non vorrei che negli anni, aumentando le zone acquitrinose e soprattutto con gli andamenti epidemiologici di queste malattie, ci dovremmo poi ricorrere a ulteriori opere di bonifica, perché sono gli ambienti migliori per la proliferazione dei vettori che sono prodotti, praticamente delle zanzare. Un'ultima considerazione, e quindi poi non vi chiederò più, è la presenza di una avifauna palustre. Certo, è importante, è bello, alcune specie sono arrivate che non erano mai presenti proprio per la tropicalizzazione del clima, alcune specie di aironi, per esempio mi riferisco all'airone guardabuoi, ma la considerazione che faccio è un'altra, cioè quei terreni che vengono periodicamente invasi dall'acqua, nelle annate in cui non c'è acqua, sono dei terreni in cui vanno a nidificare delle specie legate al territorio, cioè delle specie che nidificano sul terreno, che magari non si vedono, ma che hanno lo stesso diritto delle specie agricole a riprodursi e a nidificare. E mi riferisco alle quaglie, mi riferisco alle allodole, alle cappellacce, alle calandre. Voi immaginate che in Germania, in alcuni paesi, hanno vietato di lasciare liberi i cani perché nella zona vicino al paese erano zone interessate alla nidificazione delle calandre. La calandra sarebbe un carannulo, per dirlo in siciliano, carannulo che nidifica in quelle zone. Quindi anche da un punto di vista diciamo così prettamente ecologico, della presenza di alcune specie agricole, io ci penserei su all'idea di far invadere quelle zone nuovamente dall'acqua.
fra l'altro, e qua concludo, negli ultimi 15 anni sono allagate 3 volte, cioè non è che pur non funzionando le pompe idrofore, perché si sono allagate perché le pompe idrofore non hanno funzionato, tant'è vero che i coltivatori agricoli della zona hanno fatto azione legale nei confronti della regione Sicilia proprio per la mancanza funzionamento del consorzio e hanno avuto il risarcimento dei danni subiti. Questo è quanto, grazie. Grazie dottor Bruno. Allora, ditemi se ci sono altre domande. Anche l'intervento del dottore Bruno, diciamo, è in qualche modo illuminante, perché c'è il discorso delle compensazioni, che se si dovesse decidere di fare una cosa simile, no? L'ho detto, comunque le aziende, quelle che sono lì ancora, diciamo, esistenti, andrebbero compensate adeguatamente. Sì. Prego, Roberto, infatti io aspettavo che tu facessi un intervento. Vieni e poi chiudiamo con Cristina, perché altrimenti vi annoiamo e vi stanchiamo troppo. Prego. Però di essere contento, cominciamo dalla fine. Se avete visto nel video c'era un elenco, tra l'altro non completo perché parziale, degli autori che nel passato hanno studiato questi pantani. Gli uccelli che oggi vediamo sono stati descritti a partire dal 700 anche prima, e quindi diciamo non è legato a nessuna tropicalizzazione del clima. Per quanto riguarda la questione della malaria, purtroppo il ragionamento è legato a una concezione che è stata superata appunto dal punto di vista scientifico. Proprio nel libro qui citato c'è una prefazione del professore Massa, che è un ornitologo, uno zoologo di fama internazionale, e ci spiega la questione della malaria. Credo che lo rimanderei lì, insomma, quello che è stato detto. Per quanto riguarda poi le compensazioni, non c'è dubbio che vanno fatte, nessuno qua vuole mettere sull'assido nessuno. Il problema però è che, soprattutto nelle aree del Pantano Ventini, aree agricole diciamo realmente significative non ce n'è, perché abbiamo detto che è una delle aree più diciamo vaste della Sicilia sotto il livello del mare, quindi è un'agricoltura che diciamo non ha senso tenere in modo forzato, e comunque è un'agricoltura antieconomica e costa molto di più tenere in piedi tutto questo sistema rispetto a quello che può essere l'utile di queste terre. La Sicilia è una terra piena di aree vuote, insomma mi sembra allucinante andare a fare praticamente agricoltura proprio lì. Sicuramente ci sono delle aree marginali che potrebbero essere sostanzialmente eventualmente compensate. Anche questo discorso, diciamo, per esempio del fatto che quando si prosciugano ci sono altre specie, i pantani, dagli studi che sono stati fatti recentemente, ma questo ce lo confermano anche gli autori del passato, avevano una dinamica appunto naturale legata all'evaporazione, diciamo alle caratteristiche idrogeologiche dell'aria, alle precipitazioni, che facevano sì che questi pantani, come è normale che sia, non stavano allagati, ma si riempivano, si prosciugavano, si restringevano, si riampliavano, con una dinamica che appunto aveva, diciamo, una naturalità. C'erano anche altri fattori che oggi non ci sono più, per esempio le piene del fiume Simeto, del fiume San Leonardo, che potevano a volte, diciamo, rifornirli di acqua quando c'erano appunto eventi particolarmente significativi. Oggi non è più possibile perché sia il Simeto che il San Leonardo sono arginati e quindi, come ho detto, diciamo, i pantani sono rimasti separati. Però questo qua persino nel libro di Bellantonio di Brancati, no? Si dice si parla di queste dinamiche. Quindi diciamo specie come le allodole, le quaglie, le pellacce non è che non avrebbero diritto diciamo nelle aree che si prosciugano e si espandono come è normale che sia. Quindi diciamo tutte queste preoccupazioni, a parte appunto qualche compensazione in qualche area marginale, ma è una questione, diciamo,
anche questa, diciamo, se vogliamo, marginale, perché io dico che anche il consorzio è stato un elemento che in questi anni non solo ha drenato, diciamo, acqua, ma ha drenato anche denaro. Ha drenato denaro perché da una parte ha subillato gli agricoltori a fare, diciamo, ricorso, diciamo, sollecitazioni, dall'altra parte appunto ha tenuto in piedi questo sistema che, facendo, diciamo, 4 conti, costa molto di più di quanto dà l'agricoltura. Quindi, diciamo, questo vizio, questo circolo dovrebbe essere appunto tagliato ed eventualmente, diciamo, nelle aree marginali. Qua non vogliamo fare una cosa completamente selvaggia. Teniamo presente, ad esempio, a proposito di zootecnia, che attualmente, come era in passato, soprattutto nel Pantano Lentini, c'è un'attività di pascolo che è molto più compatibile dell'agricoltura, perché, diciamo, gli animali si spostano in funzione diciamo, dei livelli idrici dei pantani e quindi possono resistere molto di più di un'agricoltura che invece non solo ha bisogno di tirare l'acqua, ma entra con i mezzi meccanici, distrugge diciamo, le formazioni naturali e quindi, diciamo, ha un impatto enorme. Credo più o meno di aver risposto. Sì. Allora, grazie a Roberto De Pietro. Io stavo cercando il passo di Bellantonio di Italiano Brancari, ma non sono riuscito a trovare la pagina, no? Perché è citato. No, forse è meglio invece il passo Dimmi, Roberto. di Bruno Massa sulla malaria, perché è molto sì, ma illuminante. dovrei leggerla tutta, ma non è il caso di leggerla tutta. Bruno Massa dice così. Sostanzialmente dice così: la stagione delle bonifiche negli anni 20 e 30 nacque soprattutto per combattere la malaria o cattivaria causata dal plasmodio, ospite di alcune specie di zanzare, il cui ciclo fu scoperto alla fine dell'Ottocento. Oggi ci sembra assurdo che per combattere un insetto si distrugga un intero ecosistema. Questo è sostanzialmente il pensiero attorno al quale ruota Bruno Massa. Cioè, oggi per combattere è come dire, poco fa ne parlavamo con Roberto, è come dire che per combattere il Covid uccidiamo tutta l'umanità. Così abbiamo risolto il problema. Dice, combattiamo il Covid, uccidiamo tutti. Ci hanno provato. E quindi, insomma, oggi ci sembra assurdo che per combattere un insetto si distrugga un intero ecosistema, ma le conoscenze e la mentalità di 100 anni fa erano profondamente diverse rispetto a oggi. Perseverare nell'errore però non è ammissibile. Questo è sostanzialmente quello che dice l'altro prefatorio insieme a Dacia Marini. Cristina Assuto, conclusione, ti abbiamo stancato? No, un'altra Cristina, perdona, prego. No, in altro... No, qua il microfono, non si sente. Sono le 9:15, Tardino. Grazie, buonasera a tutti. Inoltre anche come studentessa di medicina volevo sottolineare che tutte queste virus, insomma, del West Nile, chikungunya che stanno tornando non sono dovuti appunto alla presenza di queste zone umide, ma dovute anche all'immigrazione, al fatto che ormai siamo diventati una società, la globalizzazione esiste e quindi non sono dovuti alla presenza di queste zone umide ma all'immigrazione, quindi non ci dobbiamo sicuramente spaventare questo. Grazie, sì. Grazie mille. Cristina, e chiudiamo qui. Sì, allora io veramente sono felicissima di tutti gli interventi, di come è stata partecipata questa serata. Roberto mi ha tolto proprio le parole di bocca, perché forse veramente avendo trattato io questa tematica nel lontano 2007, era tanto tempo fa, però vedo come ancora oggi purtroppo ci ritroviamo nella stessa situazione. Però mi fa piacere, ecco, che se ne parli, che continuiamo a parlare di questi pantani, che poniamo l'attenzione su questi luoghi. E quello che volevo mettere in evidenza e sottolineare, grazie anche all'intervento che ha fatto Agata Magnano e al fatto appunto che e anche a Maria quando ne parlava poc'anzi, al fatto che quella inversione di rotta di cui, con la quale ho aperto un po' i lavori io, la stiamo attuando un po' con questa amministrazione, consentitemelo, nel momento in cui abbiamo invertito la rotta nel senso di creare quelle sinergie. Infatti ringrazio Agata per aver anticipato il prossimo appuntamento che abbiamo assieme al Comune di Carlentini,
aumentato e fatto sì che ci sia una sinergia sempre maggiore tra le comunità presenti nel nostro territorio. E quindi la festa ellenica di cui lei vi ha poco fa anticipato nasce quest'anno dalla sinergia fra il Comune di Carlentini e il Comune di Lentini con l'Ente Parco, così come il progetto di 3 milioni di euro per la quale abbiamo ottenuto questo finanziamento elaborato lo scorso anno e che a breve dovrà partire, nasce anch'esso dalla sinergia di questo territorio, Ente Parco, Comune di Lentini e Comune di Carlentini. Questo perché? Perché gli amministratori presenti hanno quella sensibilità di non mettersi, consentitemi la spilletta che ho stasera io qui sulla mia giacca, ma quello di collaborare con tutti gli enti proposti al territorio, di collaborare in modo attivo affinché tutti quanti siamo per la stessa battaglia, tutti quanti siamo in primis per la valorizzazione del territorio e poi affinché questo tipo di valorizzazione sia anche un volano economico, come diceva l'assessore Pulici, e le associazioni presenti sul territorio, consentitemelo anche da assessore all'associazionismo, sono presenti, ne è un esempio avanti tutta Sicilia e tutte le altre che qui non sto a citare perché magari ne dimenticherei qualcuna. È nata la rete delle associazioni, no Pippo? L'abbiamo fatta nascere l'anno scorso ed è attiva, collaboriamo, ci confrontiamo. Il fatto stesso che per il bilancio partecipativo molte associazioni che non si conoscevano hanno deciso di partecipare assieme, 3, 4, 5 associazioni, facendo rete e portando al bilancio partecipativo progetti unitari, ecco, per loro, è importantissimo. Per noi già questa è una vittoria, non una vittoria per me, assessore alla cultura e all'associazionismo, Maria per le sue deleghe, Maria Grazia per le sue e del Consiglio anche, ma è una vittoria del territorio, perché stiamo riuscendo a dialogare, stiamo riuscendo a far sì che ci sia sinergia fra tutti questi enti e far sì, ecco, che ci sia quella rete, quella forza motrice che ti porta ad un unico obiettivo. Io spero che il nostro prossimo obiettivo siano appunto i Pantani, di cui abbiamo parlato stasera. Grazie Cristina, io vi ringrazio per essere stati con noi fino a quest'ora, per aver avuto la pazienza di ascoltarci, ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, il sindaco, gli assessori, Lorenzo Buzzati, Massimo Casca, Massimo Lucca, Francesco Valerio Commendatore e soprattutto un ringraziamento, permettetelo di farlo col cuore, a Settimo Minnella, che è l'animatore di queste iniziative che si tengono. Grazie delle Settimo e grazie a tutti voi. Grazie, alla prossima.